L'edizione 2021 di Molte Fedi si apre con una domanda. Diremo io o noi? Secondo te, a livello di società civile italiana, abbiamo già scelto da che parte stare? Il guaio è che abbiamo troppi noi, che i noi si sono frantumati e anche chi ha paura a star da solo e a coltivare l'individualità cerca più facilmente nel piccolo gruppo che non nell'insieme armonico di una comunità il proprio rifugio. Credo che un'esperienza come quella di Molte Fedi serva anche a contrastare questo immiserirsi del senso di comunità le une contro le altre, questo è il pericolo, ma Molte Fedi svolge anche una funzione politico-culturale, io credo, preziosa, perché il noi sia davvero un noi. Questo continuo richiamo al noi è frequente nei nostri tempi, ma a volte ci sembra che sia un po' pieno di retorica. Cosa ne pensi? Ma io penso che è facile sfruttare questo tema per fare della retorica, siccome al noi viene associato, no, l'altruismo, eccetera, è molto comodo sfruttarlo. Però devo dire che si riesce ancora a cogliere poi onestamente chi quel noi lo usa per retorica, per mandare avanti o per dire cose che non sente e chi non lo fa, quindi è molto spesso difficilmente viene utilizzato secondo me per retorica. In questo periodo storico è molto più comodo, molto più facile, molto più utile per alcuni utilizzare il voi e non il noi, quindi credo che non sia così vero che venga utilizzato tanto per retorica. Il sottotitolo di questa edizione del 2021 è Sentieri per varcare la notte. In questi sentieri che vorremmo percorrere, quale stella dovremmo seguire? Quale compito ci affida come Molte Fedi? Il compito secondo me di Molte Fedi dovrebbe essere la stella da seguire e quello che credo, per quello che conosco io Molte Fedi, quello che avete sempre fatto, che Molte Fedi ha sempre fatto, cioè quello di inseguire la stella delle sfide difficili. Io mi sento privilegiata perché sono stata attenzionata da Molte Fedi proprio perché per un tema che nessuno spesso ha il coraggio di guardare o voglia di guardare, che non è soltanto quello della non inclusione dei migranti che hanno bisogno di determinate intenzioni, ma addirittura io mi occupo di migranti morti, cui nessuno pensa, e Molte Fedi ha avuto il coraggio, io credo, di sostenere questa di voler approfondire questa tematica, avvicinarsi a questa tematica, e credo che debba continuare così, cioè percorrere e inseguire la stella delle sfide più difficili. Sentieri per varcare la notte, detto in una città come Bergamo, dopo quello che ha vissuto, tutti capiamo che cosa significa. È un programma, è un progetto, è una speranza. Io l'ho detto, l'ho scritto, credo che senza questa speranza, senza questa fede, non andiamo da nessuna parte. Il riformismo delle piccole cose e del buon senso è ottimo, è necessario. Abbiamo imparato a non pretendere più il tutto e subito, ma non c'è piccolo, moderato riformismo di miglioramento che possa realizzarsi senza la spinta delle grandi fede, delle grandi speranze. Benvenuti a tutti, siamo molto contenti perché stasera inizia la 14ª edizione di Molte Fedi sotto lo stesso cielo. La prima dopo la stagione pandemica dello scorso anno, che ci ha visto ugualmente presenti seppure nella forma online. Quest'anno saremo per la metà degli appuntamenti in forma mista, quindi in presenza, e comunque tutti gli appuntamenti saranno trasmessi dal sito di Molte Fedi e dal canale social di Molte Fedi. Un saluto carissimo a voi,
seguite questa avventura, questo progetto. Grazie in particolare alle 800 persone, più di 800 persone che hanno deciso di sostenere il progetto sottoscrivendo la card. Per noi è stato un gesto importante di vicinanza e di sostegno concreto. Stasera il tema è: dopo la pandemia, ripensare lo sviluppo. Ci pareva che non potevamo che mettere questo tema all'inizio della nuova avventura di Moltefedi. Io cito spesso quella frase proiettata sui grattacieli di Santiago, dove appunto era scritto: non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema. Ecco, io credo che è una frase che renda bene il senso della sfida globale rilanciata dalla pandemia. Non vogliamo essere semplificatori né ingenui, però che non torneremo come prima, secondo me, è un dato evidente per molte ragioni. Come diventeremo, come lo stiamo diventando, lo è molto meno. Quello che è certo è che la pandemia, piaccia o meno, ha rivelato condizioni e contraddizioni di modelli economici, di welfare, che ci interrogano profondamente. Noi siamo qua a Bergamo, siamo in Lombardia, vi ricordate la retorica sull'eccellenza della sanità lombarda, e abbiamo visto cosa ha significato in quei mesi non avere presidi territoriali. È stato forte, fortissimo in quei momenti il diverso equilibrio nell'ecosistema intravisto durante il lockdown dello scorso anno, che pare lontano e per qualcuno già dimenticato, da povertà devastanti, anche nel nostro paese, certo, sotterranea, carsica, questa povertà ma evidente. Il rapporto Istat di un paio di mesi fa è allarmante, e sono inseriti in un meccanismo di inequità, usando un termine caro a Francesco, globale. Come a dire che è un modello che bisognerà rimettere e ragionare. Una mutazione che non avviene in maniera automatica. Quello che è certo è che noi, quello che è avvenuto fa sì che ci sia un prima e un dopo. E la storia ci ricorda che quando c'è una crisi profonda è la tentazione della ricerca di salvezze individuali, con il risultato che la parola d'ordine sia il si salvi chi può, e che si traduca spesso questa parola d'ordine in un tutti contro tutti. Papa Francesco di nuovo ci ha rammentato quella sera del 27 marzo solo nella piazza che siamo tutti sulla stessa barca e ci si salva solo insieme. Allora vorremmo davvero che questo tempo possa essere una lente per leggere la nostra vita, un microscopio che mette a nudo aspetti che ci sfuggono e che forse non vogliamo vedere, ma al tempo stesso anche un telescopio per guardare più lontano, con uno sguardo più libero dalla pressione della quotidianità. In fondo forse quella crisi è stata una frattura, ma anche una rivelazione. Allora ripensare lo sviluppo sta nelle cose, e noi siamo felicissimi di iniziare Moltefedi 2021 con due ospiti di grande profilo. Il primo è appena arrivato, lo ringrazio di cuore perché è schizzato qua da Mantova, era al Festival della Letteratura, padre Gaël Giraud, economista francese, gesuita, è già stato ospite di Moltefedi, è venuto a raccontarci la transizione ecologica, e è appena uscito da pochi giorni un libro bellissimo, davvero l'ho trovato molto bello, Economia indisciplinata, riformare il capitalismo dopo la pandemia, che l'ha scritto con un economista e scrittore senegalese. Chi è interessato poi magari fuori lo prenda, perché è un libro che merita di essere letto. E sapete, lui lavora alla Georgetown University di Washington, l'ultima volta lavorava a Parigi, e poi giustamente i gesuiti l'hanno mandato a dirigere il think tank sull'ambiente e sulle trasformazioni globali che hanno a Washington, e dirige il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica di Parigi, dove anche docenti di teologia politica al Sèvres. E quindi grazie padre Gaël per essere qua, siamo molto grati. E con lui c'è Carlin Petrini. Pensate che
Carlo è la quarta volta che viene a Montefedi. Permettetemi solo di ricordarvi la prima, era il 5 novembre del 2013 e Carlin quella sera ci fece un regalo magnifico, eravamo in un Serassi affollato e gremito come non mai. Lui quella sera ci lesse alcune righe della lettera che gli aveva inviato pochi giorni prima Papa Francesco. Chi c'era se lo ricorda. La premessa per chi non c'era. Un mese prima di quell'incontro Francesco aveva telefonato a Carlin e i due avevano conversato per una mezz'oretta parlando del progetto Terra Madre, di immigrazione, delle comuni radici piemontesi. Allora Carlin, che adesso è bonario ma c'ha un fondo di impertinenza dentro, che cos'è che fece? Gli raccontò a Papa Francesco l'episodio della vita di sua nonna, la nonna di Carlin, che era cattolica praticante e vedova di un ferroviere comunista. Dopo la scomunica del 48, promulgata da Pio XII, la scomunica del 50, lei si recò al confessionale per confessarsi e il prete il parroco chiese alla nonna di Carlin: mi dica signora, lei per chi vota? E la nonna saggiamente, sapienza contadina, rispose: voto come votava il mio povero marito. E il parroco allora insisteva: e come votava suo marito? Votava comunista. Allora il prete gli dice: quando è così io non posso dargliela la soluzione. Allora con molta calma, senza protervia, la nonna di Carlin rispose al prete: non può darmela e allora se la tenga. E allora Papa Francesco si mostrò molto divertito da quell'aneddoto e scrisse appunto e disse a Carlin: sai, qualche volta ripenso a quel se la tenga di sua nonna e mi faccio una bella risata. Quindi io ringrazio davvero di cuore loro due. Per una cosa, a me ha colpito sempre un cartello dei Fridays che diceva: l'ambiente senza giustizia sociale è solo giardinaggio. Sia Carlin che Gaël, padre Gaël, che da due punti di vista diversi, però convergono su una cosa, che non c'è giustizia ambientale, giustizia del creato, separato dalla giustizia sociale. La cura del mondo è sempre anche cura dei poveri, la cura della terra è sempre anche cura di chi fa più fatica. Allora, io chiudo, permettete solo due ultimi appunti. Il primo è un grazie di cuore alla squadra specialissima che ha costruito e allestito Montefedi 2021. È stato un lavoro durato mesi di incontri, di riflessioni. Montefedi non sarebbe stata possibile senza di loro e dunque grazie di cuore a Giuditta, a Martino, a Anna, a Simona, a Donata, a Carlotta, Adriano, Luigi, Giovanni, Marco, Silvia, Lia, Rosella e Federica. Da ultimo, una cosa che ho detto in conferenza stampa ma che tengo molto: noi dedichiamo l'edizione 2021, noi la dedichiamo a Patrick George Zaki. È il giovane egiziano, è studente all'Università di Bologna, che da oltre 18 mesi lui è rinchiuso a Tora, che è una prigione alla periferia del Cairo, con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. 2 anni fa abbiamo avuto ospite, di fatto, se vi ricordate, Claudio e Paola Regeni, e sono i genitori di Giulio, e noi oggi dedicare Montefedi a Patrick significa davvero che noi siamo a Bergamo, ma non vorremmo tanto dimenticare il mondo e chi nel mondo fa più fatica. Quindi davvero buona serata, grazie a Slow Food, a Raul Tiraboschi, grazie alla EMI che ha permesso la serata e grazie di cuore a tutti voi che o in presenza o in remoto ci seguite. Buon Montefedi a tutti voi.
Buonasera, sono Raul Tiraboschi, vicepresidente di Slow Food Italia e sono di Bergamo. Sono molto contento di questa serata. Anche da parte nostra un ringraziamento di cuore alle ACLI di Bergamo, perché questa manifestazione è un simbolo che travalica la città. Spesso Carlo mi parla della sua partecipazione agli incontri di Montefedi come un punto di riferimento. Anche l'intervista sull'Eco di oggi testimonia il legame tra la nostra associazione e la nostra città, e quindi grazie davvero per questa opportunità. Partiamo con Padre Shiro. Buonasera. Centrale nel nuovo libro presentato oggi a Mantova, pubblicato per i tipi della EMI, è la denuncia della razionalità strumentale. Tutto deve essere misurato, quantificato. Il mondo sta in una formula matematica. L'economia è sottoposta alle leggi della fisica classica. Che ne è, secondo voi? In un mondo ormai governato dagli algoritmi, dall'inquietudine che ci pervade, dall'inquietudine interiore, da quello che è imponderabile, la pandemia ce lo ha dimostrato, che ne è quindi di quelle caratteristiche che sono umane, della storia umana. Lo dico perché anche nell'articolo pubblicato su Civiltà Cattolica a aprile dell'anno scorso, quando la nostra città è stata citata da Padre Gael in quell'articolo, emergono degli elementi che oggi sono anche profetici e sui quali è importante riuscire a riflettere ancora oggi. È passato più di un anno da quell'articolo e da quanto è accaduto. Quindi davvero cosa accade? Come guardare a domani, a oggi? Perché davvero l'imponderabilità l'abbiamo misurata. Grazie. Grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Mi dispiace, sono francese e non parlo italiano. Non ho imparato italiano mai, però fortunatamente c'è una traduttrice. Sì, grazie. Je suis très content, sono molto felice d'être ici ce soir parce que l'an dernier, au mois de février et au mois de mars, j'étais à Rome en train de travailler pour des rifugiati quand la pandémie est arrivée. J'ai attrapé le virus à Rome et j'entendais évidemment les informations terribles qui arrivaient de Bergamo. Et comme il se trouve que j'ai aussi fait une conférence dans cette magnifique église, je pense qu'il y a 2 ans et demi, peut-être 3 ans, donc j'avais un souvenir très net de Bergamo et c'était extrêmement éprouvant pour nous à Rome d'entendre les nouvelles qui arrivaient de Bergamo. Donc je suis content de pouvoir arriver à Bergamo enfin pour vous saluer après cet épisode extrêmement douloureux. Il y a deux ou 3 points que je voudrais souligner pour répondre un peu à la question, mais peut-être je laisse la traductrice. Di essere qui. Dovete sapere che l'anno scorso, nel mese di marzo, ero a Roma, stavo lavorando per i rifugiati e naturalmente ho preso anche il virus quando mi trovavo a Roma. E in quel periodo sentivo anche le tristi notizie che giungevano dalla città di Bergamo, città che avevo avuto l'occasione di frequentare, di vedere. Infatti 2 o 3 anni fa ero stato qua in questa splendida location a tenere una bellissima conferenza, per cui ero veramente molto triste, e sono invece molto felice oggi di poter tornare a essere qui a Bergamo. Ora vorrei iniziare sottolineando 2 o 3 punti, ma mi interrompo per lasciare la parola. Si, grazie. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire que je crois que à la fois ce à quoi nous invite le pape François, ce à quoi nous invite l'expérience de la pandémie, et puis la très belle expérience de Slow Food de Carlo Petrini, j'irais jusqu'à dire que c'est à une révision très profonde pour nous Européens, en particulier nous autres Italiens et Français, de l'héritage des Lumières au XVIIIe siècle. Pour aller très vite, je dirais que, d'après moi, les Lumières et la modernité européenne peuvent être caractérisées par 3 aspects. Le premier, c'est le fait que, par exemple, nous, en France, nous avons coupé la tête du roi, et donc nous avons
rendu le lieu du pouvoir, le trône, vide. Le corps du roi n'était plus sur le trône. Et ça veut dire que ça n'était plus à Dieu ou à l'Église ou à la tradition de nous dire nos grands choix de société. Désormais, ces choix étaient livrés à la délibération démocratique. Inizio col ricordare che sia le parole di Papa Francesco, sia in realtà l'esperienza della pandemia, la fantastica esperienza di Slow Food di Carlo Petrini, ci invitano a una riflessione che parte dalla revisione dell'eredità dell'epoca delle luci del XVIII secolo, e in particolare tre aspetti che per noi italiani e francesi sono molto importanti. Inizierò a raccontarvi quella della Francia. In Francia, come sapete, è stata tagliata la testa al re e questo ha lasciato un trono vuoto, il che andava a significare che non era più Dio o il re che dovevano dire alle persone che cosa fare, ma si lasciava maggior spazio alla democrazia. La deuxième dimension, alors on pourrait dire, la première, c'est la liberté, pour reprendre la devise républicaine. Nous sommes libres et ça n'est plus ni à l'Église, ni à Dieu, ni à qui que ce soit de nous imposer nos choix démocratiques. La deuxième dimension, c'est l'égalité, et on pourrait dire l'égalité devant la loi, parce que le grand héritage, je crois, du XVIIIe siècle, c'est l'état de droit, l'égalité de tous et le fait que le droit protège le citoyen contre la tyrannie de l'État. Et par exemple, la question de la séparation des pouvoirs entre dans cette perspective. La prima dimensione è sicuramente quella della libertà. Dopo il XVIII secolo, infatti, si è liberi dai poteri forti. La seconda dimensione, che costituisce un'eredità importante di questo periodo, è quella dell'uguaglianza, del diritto a essere uguali, e che è legata poi alla separazione dei poteri. La troisième dimension, si vous pensez à la devise républicaine, c'est la fraternité. Mais la fraternité, en fait, c'est un concept chrétien, et les révolutionnaires du XVIIIe siècle ne savent pas en vérité ce que c'est. Donc ils utilisent le mot, parce que le mot est évident pour tout le monde à l'époque, puisque presque tout le monde est chrétien, à part quelques libertins à Paris, mais en fait, ils ne donnent aucun contenu politique à la fraternité. Et à la place de ça, ce que vont faire les libéraux du XVIIIe siècle, c'est ériger la propriété privée en un bien sacré et inaliénable, ce que l'Église catholique n'avait jamais fait. Jamais les pères de l'Église n'ont dit que la propriété privée était inaliénable. Jamais saint Thomas d'Aquin n'a dit ça. La grande tradition de l'Église, c'est que la création a été donnée par Dieu comme un bien commun à l'humanité, et que la propriété privée est une espèce de concession faite à la finitude humaine pour faciliter nos arrangements. Mais la grande catégorie de la propriété pour l'Église, comme pour les pères de l'Église, comme pour le droit romain, ce sont les biens communs. Il terzo punto è la fratellanza che è sicuramente un concetto cristiano, ma è stato un concetto che è stato ripreso dai rivoluzionari del XVIII secolo. Sicuramente i rivoluzionari del XVIII secolo non gli davano un contenuto politico, però all'epoca, anche se non dichiarato, il sostrato popolare era tutto cristiano. Una novità però introdurranno questi rivoluzionari del XVIII secolo, ed è il concetto di proprietà privata. Il concetto di proprietà privata, che in realtà è un concetto nuovo, non era un concetto proprio del cristianesimo, dei padri della Chiesa. San Tommaso d'Aquino non ne ha mai parlato. Per la Chiesa la proprietà privata era solo una concessione momentanea che poteva momentaneamente facilitare i rapporti. Alors je crois que ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est que ce programme, en fait, on pourrait dire, de philosophie politique, la liberté, l'égalité, la fraternité, si la fraternité est donnée par la propriété privée, ça ne marche pas. Je vous donne un exemple très simple, c'est la pandémie, le coronavirus. Si nous privatisons la santé, et par exemple, si nous donnons un prix
au vaccin ou un prix au fait de se faire tester, alors les plus pauvres ne pourront jamais payer ce prix-là. Le virus va continuer de se développer, il y aura des mutations génétiques et donc les vaccins ne seront plus efficaces contre les variants qui vont revenir. Donc même les plus riches d'entre nous ont intérêt à ce que l'accès aux soins contre le virus soit gratuit pour les plus pauvres. Autrement dit, à ce que la santé ne soit pas traitée comme un bien privé. Et donc là, on voit de manière très claire les limites de la propriété privée. Quindi questi valori che noi sperimentiamo, quello della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, sono dei valori che oggi si caratterizzano da questo concetto di proprietà privata. Però, se noi ci pensiamo bene, questo non può funzionare completamente, perché prendiamo ad esempio il Covid, il virus. Se noi rendiamo la sanità privata, quindi se mettiamo un prezzo al vaccino, allora non tutti si potranno vaccinare, il virus si svilupperà, si creeranno delle nuove varianti e i vaccini non saranno più efficaci. Per cui questo per dirvi che la proprietà privata in questo caso ad esempio ha un limite e il fatto che la sanità rimanga pubblica in ultima analisi è interesse di tutti. Vous voyez aussi que la propriété privée, c'est une partie du problème écologique aujourd'hui. Aux États-Unis, si quelqu'un est propriétaire d'un jardin et s'il trouve du pétrole dans son jardin, personne ne peut l'empêcher d'exploiter ce pétrole parce qu'il en est le propriétaire privé. Et si on croit que le climat est un bien pour tous, l'Église dirait un bien commun, alors ça veut dire qu'il faut mettre une limite au droit d'exploitation de la terre, y compris chez le propriétaire privé américain. Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai discernement à engager sur quelles sont les limites que nous allons apporter à la propriété privée. Quindi vediamo come la proprietà privata, anche nel contesto dei problemi ambientali, ci pone dei problemi. Negli Stati Uniti, ad esempio, se una persona trova del petrolio nel proprio giardino, nessuno gli può dire niente, lo può sfruttare, può utilizzare questa risorsa a proprio piacimento. Però se pensiamo invece al clima in un contesto più ampio, al clima come bene comune, capiamo che per tutelarlo è importante che vengano posti dei limiti e quindi la discussione intorno a queste limitazioni è una discussione importante. Or, je crois qu'en Europe, aux États-Unis, au Japon et peut-être dans une bonne partie du monde, depuis une quarantaine d'années, nous sommes pris dans une forme qu'on pourrait appeler de néolibéralisme qui essaye d'absolutiser la propriété privée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre d'idéologues, y compris d'économistes, certains de mes collègues, qui veulent privatiser la terre entière, privatiser l'Amazonie, privatiser le corps des femmes. Par exemple, si vous pensez à la question de la gestation pour autrui, c'est une manière de dire que le corps des femmes est une marchandise privée qu'on a le droit d'échanger sur les marchés. Ça veut dire ça exactement. On peut privatiser les codes génétiques, on peut privatiser, par exemple, le savoir indigène des populations autochtones. Voilà, tout ça peut être transformé en brevet et peut être transformé en marchandise. En tout cas, c'est le fantasme du néolibéralisme et je crois que la pandémie nous fait réaliser que ce fantasme-là nous conduit vers la catastrophe. Quindi io penso che in molti paesi, negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone, ma in tanti altri ancora, da circa una quarantina di anni, assistiamo a una corrente, detta neoliberalismo, che sta estremizzando il concetto di proprietà privata. Di fatto ci sono molti ideologi, molti economisti anche, che spingono verso una privatizzazione, che aspirano a una privatizzazione di moltissime cose, dall'Amazzonia al corpo della donna. Se pensate per esempio anche alla discussione sull'utero in affitto, ma anche al DNA,
alla conoscenza delle popolazioni autoctone, tutto verrebbe trasformato in merce. Ma questo modo di pensare, di procedere, non può condurre in alcun luogo se non alla catastrofe. Le néolibéralisme essaye aussi finalement de détruire l'héritage des Lumières, au sens où il a réintroduit le corps du roi, qui est en fait les marchés financiers. Vous savez que les marchés financiers aujourd'hui sont en mesure de dicter à l'État italien sa politique à cause de la dette publique italienne. Et donc on a donné en fait les attributs de Dieu aux marchés financiers. Et quand vous écoutez comment certains économistes parlent des marchés financiers, ils sont supposés être omnipotents, omniscients, bienveillants. Et quelquefois on en parle même comme vous savez, comme on parle du dieu Moloch dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire on dit attention, il ne faut surtout pas mettre en colère les marchés financiers, parce que le dieu marché financier pourrait manger nos enfants. Vous voyez. Donc en fait, on a réintroduit une espèce de religion païenne dans laquelle le sacré, ce sont les banques et les marchés financiers. Questo neoliberalismo sta tentando di distruggere l'eredità della terra. Questo della modernità. L'uccisione del re dell'epoca del XVIII secolo è una cosa che invece stanno cercando di riportare in vita sotto forma non più del re ma del mercato finanziario. Se pensate per esempio all'Italia, farete caso al fatto che i mercati finanziari stanno in realtà imponendo le scelte allo Stato italiano per via dei debiti che essa ha. Gli economisti sembrano parlare di questi mercati finanziari come si parlava del Dio nell'Antico Testamento. Quindi sta diventando una vera e propria nuova religione, o si sta sostituendo alla religione antica. Sì, una religione pagana, no? Si dice, no? En plus, le néolibéralisme détruit également le deuxième pilier, vous vous rappelez, liberté, égalité et fraternité. L'égalité devant la loi n'est plus du tout respectée aujourd'hui. Dans tous nos pays, il y a des pratiques d'évasion fiscale qui sont absolument scandaleuses. Vous savez bien que même dans la zone euro, nous avons des paradis fiscaux qui s'appellent l'Irlande et le Luxembourg et qui permettent à la fois à certaines entreprises et à certains particuliers de ne pas payer d'impôts. Et donc il n'y a plus du tout d'égalité devant le droit dans nos pays aujourd'hui. Il neoliberalismo tenta anche di distruggere quella che è l'uguaglianza, quindi uno dei nostri pilastri menzionati prima. Ormai non si rispetta più l'uguaglianza, per esempio quando si pratica l'evasione fiscale, che purtroppo esiste anche in Europa. Pensate che addirittura in Europa ci sono i cosiddetti paradisi fiscali, come l'Irlanda e il Lussemburgo, all'interno dei quali le grandi aziende possono permettersi di non pagare più le proprie tasse. Ou bien vous pouvez penser aussi à autre chose. Vous avez sûrement entendu parler des Sustainable Development Goals, SDGs, ou les objectifs du développement durable, sur lesquels les Nations Unies se sont mises d'accord en 2015 à New York. Ce sont 17 objectifs qui décrivent pour les 10 prochaines années la manière dont les Nations Unies comprennent le développement durable. Eh bien, si vous regardez de près les 17 objectifs, il n'est nulle part question de la démocratie et des droits de l'homme. Comme si les Nations Unies pensaient qu'on peut faire un développement aujourd'hui sans démocratie et sans droits de l'homme. Et donc, pour moi, je crois que c'est significatif de cette espèce d'abandon par l'état d'esprit néolibéral du deuxième pilier de la modernité, à savoir l'égalité de tous devant le droit et le caractère fondateur des droits humains. Forse avete sentito parlare dei cosiddetti obiettivi di sviluppo duraturi. Si tratta di 17 obiettivi che sono stati fissati negli Stati Uniti nel 2015 e appunto sono volti allo sviluppo nel tempo.
Se osservate bene questi obiettivi, vedrete bene che da nessuna parte si parla di democrazia e di diritti umani. Ecco, questa è, mi sembra, la dimostrazione lampante di come il neoliberalismo abbia dimenticato questi valori fondamentali. Et donc je crois que le programme, le grand projet de société qui est devant nous pour l'Europe, qui est la transition écologique, ça consiste à inventer la modernité 2.0 et à nous débarrasser du néolibéralisme. Ça veut dire de nouveau couper la tête du roi. Et aujourd'hui, couper la tête du roi, concrètement, ça veut dire mettre des règles sur les marchés financiers, réglementer la finance. Deuxièmement, réinstaurer l'état de droit et l'égalité de tous devant la loi, et réinstaurer le respect des droits humains partout. Et troisièmement, substituer à la propriété privée, droit sacré et inaliénable, les biens communs, les beni comuni, comme véritable projet de société autour duquel nous pouvons nous organiser. Et il se trouve que l'Italie, comme vous le savez, mieux que moi, a une grande tradition autour des beni comuni, grâce notamment à un juriste que vous connaissez, qui s'appelait Stefano Rodota, qui est décédé malheureusement, mais qui a joué un rôle très important pour essayer d'inscrire l'eau, l'acqua, comme bien commun dans la Constitution italienne. Quindi io penso che all'interno del progetto della transizione ecologica si debba prevedere una reinvenzione, una ricreazione, un abbandono, un allontanamento dai valori neoliberali. Bisogna insomma tagliare la testa al re e questo significa anche regolamentare la finanza. Bisogna inoltre restaurare dei valori fondamentali quali l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Bisogna infine sostituire alla proprietà privata i beni comuni. In questo l'Italia, tra l'altro, ha una grande tradizione di pensiero che negli ultimi anni era anche incarnata da un grande giurista recentemente scomparso, Stefano Rodota. Che tra le altre cose aveva concretizzato la possibilità di rendere l'acqua un bene comune. Sì. E questo sarebbe il programma politico di una modernità 2.0, no? Una modernità europea 2.0. Et in Italia c'è anche vous connaissez évidemment la bagarre qu'il y a eu à Naples en 2011 pour la remunicipalisation de l'eau contre la privatisation de l'eau qui était poussée par la Commission européenne. Et vous savez que à Bologne, à Rome, à Milano, un peu moins, mais certainement à Bergamo aussi, il y a des tas d'initiatives qui sont prises par la société civile italienne pour créer des biens communs un peu partout. Mon expérience, c'est que la société civile italienne est l'une des plus créatives aujourd'hui pour inventer les biens communs de demain. Quindi vi ricordate probabilmente la bagarre che si è svolta a Napoli nel 2011 proprio contro la privatizzazione dell'acqua? Ecco, questo per dire che a Napoli, ma anche in altre città come a Bologna, Roma, Milano forse un po' meno, a Bergamo penso, ci sono state e ci sono moltissime iniziative volte alla creazione di beni comuni. Oggigiorno l'Italia è uno tra i paesi che ha maggior creatività nell'istituire o nel tentare di istituire beni comuni. Et moi, je crois qu'on peut réinterpréter l'initiative du slow food comme une manière de dire la nourriture aussi est un bien commun et non pas un bien privé. On peut réinterpréter l'encyclique Laudato Si comme une manière de dire l'écologie, la biodiversité, le climat sont des biens communs mondiaux et il faut en prendre soin comme tels. Et la pandémie, ce qu'elle nous a fait découvrir, c'est que la santé est un bien commun mondial puisque finalement, la santé d'une famille chinoise à Wuhan nous concerne tous, aussi bien à Bergamo qu'à Parigi qu'à Washington. Quindi credo che iniziative come per esempio quella di Slow Food siano iniziative che ci fanno capire ad esempio come anche l'alimentazione sia un bene comune. L'enciclica Laudato Si
ci fa capire invece che concetti come l'ecologia siano un bene comune. L'epidemia di Covid ci fa capire che la salute deve essere un bene comune, perché una malattia che affligge la Cina è una malattia che in ultima analisi affligge noi tutti nel resto del mondo. Ecco, proprio su slow food, Carlo, vorrei adesso fermarmi, nel senso che mi pare di capire che da sempre, sin da quando è nata, slow food intenda rimettere al centro l'antica cultura contadina nel mondo globalizzato, perché se siamo quel che mangiamo non possiamo essere né fast né food, ok? Cioè intesi in maniera consumistica. Ecco, quello che ti voglio dire, in che modo, secondo te, anche ascoltando adesso Padre Gael, com'è possibile unire, l'antico e il moderno senza scadere in passatismi fuori tempo e in illusioni profetizzanti che però lasciano l'amaro in bocca? Le riflessioni che ha fatto Gael sono da un lato entusiasmanti, ma nello stesso tempo sono molto, molto impegnative. E uno viene da chiedersi, superare questa forma di neoliberalismo, tagliare la testa al nuovo re, com'è possibile se la società civile e masse di persone non sono coinvolte in questo processo di riflessione e di trasformazione? E dico questo perché sulle corde delle cose che io condivido pienamente, espresse qui da Gael, non c'è per esempio la politica. La politica è quasi totalmente insensibile a questo stato di cose. Affidarlo semplicemente alla società civile senza costruire forme, modi e metodi per diventare protagonisti, secondo me è un elemento che ci può indurre a sbagliare strada. Allora, vorrei dire due cose, tenendo fermo il ragionamento di Gael, teniamolo ben saldo, che Gael Giraud aveva già ben descritto in un suo libro, che è questa transizione ecologica. Da questo punto di vista io non vorrei che il termine transizione ecologica facesse la fine di sostenibilità. Altra parola che ormai la usano tutti, anche persone che sono per se stesse insostenibili, dicono io sono per la sostenibilità e sostenibilità. Il concetto, specialmente noi italiani, di questo termine lo equipariamo al verbo sostenere. Quindi è sostenibile una cosa che è da sostenere, ragion per cui l'obiettivo di un qualsiasi impresa è che sia sostenuta, ma questo non è il significato di sostenibilità. E hanno ragione i nostri cugini francesi che traducono sostenibilità con durable, il che vuol dire che qualsiasi nostro atteggiamento, azione, politica oppure di stili di vita e di comportamenti deve dare dei risultati, e questi risultati debbono durare di più. Ma questo è un cambio di paradigma profondissimo che esige un cambiamento delle nostre coscienze e del nostro modo di vivere. Perché? Perché se noi accettiamo questa logica e la cerchiamo di interpretare nel nostro vissuto quotidiano, significa uscire da quel meccanismo di consumismo compulsivo per cui io non porto una scarpa a risuolare perché costa di più, la butto via e ne prendo un'altra nuova, e prendendo un'altra nuova aiuto il PIL che cresce. Allora
in questo modo io rientro in quel circuito mefitico che ci è stato appena descritto. Allora io penso che se noi non vogliamo che transizione ecologica venga vissuta così, come un termine non significativo, e non si comprenda invece che dire transizione ecologica significa l'apertura di una nuova fase storica, che non sarà di qualche anno, può anche darsi che sarà di alcuni secoli. L'esempio di 3 secoli fa, quando con la nascita della rivoluzione industriale tutta l'umanità progressivamente, partendo dalla vecchia Europa e poi diffondendosi nel mondo, sono stati cambiati modi, stili di comportamento, la salute delle persone, il benessere, con risultati straordinari in campo scientifico. Ebbene, quel processo iniziato 3 secoli fa è arrivato adesso in una fase più che matura, dove uno degli assiomi fondamentali di questo periodo storico era che la natura avesse di risorse infinite, per cui tutto il sistema industriale della rivoluzione industriale si basava, e si basa tuttora, sul fatto che le risorse che possono mettere in moto questa macchina sono infinite. Siamo arrivati alla presa di coscienza della finitezza delle risorse. Ci avevano avvisato 50 anni fa i pensatori del Club di Roma, che ci dissero: guardate che avanti di questo passo arriverà, la cosa scoppierà. Adesso la situazione è davanti ai nostri occhi. La finitezza delle risorse è tangibile e tutti i comportamenti che continuano a essere irrispettosi di questa cosa generano e stanno generando sofferenze indicibili in ogni parte del mondo. E giustamente, come dice Papa Francesco, il dazio più grande lo pagheranno sempre i poveri, sempre i poveri. Ecco, dico questo perché la transizione ecologica è esattamente l'avvio di un processo storico che ci deve vedere pronti a mettere in discussione i nostri stili di vita, il modo di mangiare, di produrre, di viaggiare, di avere le relazioni tra di noi. È un cambio enorme che può avvenire solo attraverso un movimento e una forma di coscienza che metta in essere discussioni di comportamenti, che faciliti il dialogo tra le diverse parti. Cioè non è sufficiente dire transizione ecologica facendo un ministero. Se poi questo ministro si mette in testa che lui ha la certezza della verità e non apre una discussione molto più profonda, rischia di essere controproducente. Ragion per cui le comunità Laudato Si stanno raccogliendo l'adesione di movimenti e associazioni di tutta Italia, laiche, cattoliche, istituzioni, per chiedere che, se è vero, come può essere vero che il 2022 può essere l'anno di parziale uscita da questa situazione pandemica, possa anche essere l'anno in cui noi rigeneriamo, e mi piace il termine rigenerare, rigeneriamo il nostro rapporto con la natura e rigeneriamo una economia diversa di quella mefitica che ci sta uccidendo. Non sono parole mie, è del mio amico argentino. È lui che ha detto che questa economia uccide. Ecco, allora noi dobbiamo a tutti i costi favorire che questi movimenti, queste associazioni promuovono per il nuovo anno migliaia, può essere simbolico, almeno 2022 incontri, dibattiti, conferenze in ogni angolo della nostra Italia. Perché? Perché a quel punto il dialogo con le istituzioni
per come sono organizzati i trasporti nel comune o nell'area, per quale politica noi vogliamo lavorare per il cibo e per l'agricoltura. Ridurre per esempio le monoculture invasive di cui il nostro vicino Veneto è pieno zeppo, con produzione di pesticidi e distribuzioni che avvelenano anche le popolazioni. Tutte queste cose, se le facciamo calare nei territori e se la gente riesce a sentirle, ecco che avviamo il processo di transizione ecologica e inevitabilmente arriveremo ai 3 punti che dice lui. Perché noi ci arriveremo a quei 3 punti che dice lui solo se prendiamo coscienza di poter essere attivi, soggetti attivi nel nostro piccolo. Noi non abbiamo la potenza di cambiare questa finanza, ma noi la finanza la cambieremo se dal basso genereremo questa forza enorme che sarà quella che permetterà il cambio di paradigma politico. È un sogno questo? Io penso di no. Io penso che questa è politica. Questa è la politica. E laddove non ci arrivano i partiti, perché abbiate pazienza, queste discussioni senza fine di stigma, non ne possiamo più. Ci deve arrivare la società civile con questa mobilitazione. Una seconda cosa voglio dire, che finora ha parlato da economista, adesso parla un gastronomo. Io voglio dire, la mia convinzione è questa, che non esisterà una vera transizione ecologica se non avviene una transizione alimentare. Perché la situazione alimentare nel suo complesso è la prima responsabile di questo patatrac ambientalista. Prima, produzione di CO2. Tutto il sistema alimentare è responsabile per il 34% di produzione di CO2, 34%. Tutta la mobilità, tutte le macchine, gli aerei, tutti incidono per il 17%. Questo significa che quando parliamo di queste tematiche del campo alimentare ci sono delle sfaccettature e delle incongruenze pazzesche. Prima fra tutte, siamo in un mondo con 800 milioni di persone malnutrite e ci sono ancora i morti di fame nel XXI secolo. Per contro, dall'altra parte, c'è 1,6 miliardi che soffre di iperalimentazione. Obesità, malattie cardiovascolari, tutte determinate da un'iperalimentazione. Questo sistema non funziona. E questo summit che sta organizzando le Nazioni Unite individua il problema. Poi non riesce a inquadrarlo tanto bene perché si affida ai Bill Gates, si affida a questi soggetti qua. Mentre invece bisognerebbe affidarsi alle comunità di base che lavorano in ogni angolo del mondo, dei contadini, dei trasformatori, dei pescatori, sono loro i soggetti attivi che noi dobbiamo intercettare. Bene, se non avviene un cambio in questa transizione alimentare che è responsabile primaria del patatrac, perché prima vi ho citato il discorso della produzione di CO2, ma se non è sufficiente vi cito una seconda questione, la perdita sistematica di biodiversità determinata da una domanda alimentare che privilegia le razze e le specie forti. Il lavoro decennale di Slow Food per la difesa dei presidi è una risposta a questa situazione. Io mi ricordo i primi anni che presentavamo i presidi, molti dicono ma cosa fate questo recupero del bel mondo antico? C'è questa visione che noi siamo, che ci piace questo mondo vecchio? Tutte balle. I presidi è la biodiversità, è la storia del territorio, è il legame che noi dobbiamo avere con il territorio e la salvaguardia della biodiversità. Terzo elemento, il sistema alimentare
è il principale responsabile di produzione di plastica monouso. C'è da rivedere tutto il packaging alimentare, tutto dall'inizio, e cominciare a pensare che questa produzione di plastica che sta inquinando i mari, che la stiamo mangiando perché è entrata nel ciclo alimentare, la stiamo mangiando, deve ridursi, deve finire. E ultima questione, lo spreco alimentare. Lo spreco alimentare forse non è stato ben individuato, ma se è vero come è vero che noi produciamo cibo per 12 miliardi di persone, sulla Terra siamo 7 miliardi e 400 milioni, ergo il 34% della produzione del cibo non viene utilizzato. In genere ci fermiamo qui, ma invece dobbiamo fare un altro ragionamento. Perché? Per produrre quel 34% di cibo che non mangiamo, quanti milioni di ettari sono stati utilizzati in agricoltura intensiva e non intensiva? Primo elemento. Secondo elemento, quanta massa di acqua è stata utilizzata per produrre quel 34% di cibo? Una massa incredibile. È lì che si crea lo sconquasso. Ecco allora che se è vero come è vero che noi tutti in questa sala e anche fuori siamo viventi perché mangiamo, il mangiare deve essere ritenuto un atto responsabile che ci veda in prima persona soggetti attivi e non passivi, che ci veda in prima persona soggetti che siano in grado di ristabilire quel legame della campagna con la città e avere a cuore il fatto che quello che ingeriamo diventa Carlo Petrini. Quindi bisogna avere rispetto di quello che mangiamo, e una transizione ecologica senza una transizione alimentare rischia di non avere il perno, uno dei perni distintivi di questo cambiamento, perché è lì che noi dobbiamo riaffermare e non per niente proprio in quel campo si realizzano le peggiori ingiustizie del mondo, in quel campo lì. Morti per fame, questa situazione è una vergogna, è una vergogna. Dopodiché lasciatemi dire che io pensavo tutto, ma stasera avere un gesuita che mi parla che è ora di finirla con la proprietà privata, mi si è aperto il cuore, mi si è aperto il cuore. Penso fino in fondo che è importante che questo processo sia vissuto da tutti, non con magone. Molti pensano che dobbiamo cambiare stili di vita e ora è finita. E uno pensa, è finita la coccagna, adesso chissà che sofferenza. No. Per prima cosa non si può cambiare il mondo con il magone. Io penso invece che è importante affrontare questo momento con la gioia, perché la gioia di trasformare queste cose, di vedere che i nuovi comportamenti ci rendono più liberi e più determinanti, è un elemento importante. Ragion per cui io penso che a questo punto la questione non riguarda più, forse va proprio nel senso di mille fedi, non riguarda più credenti o non credenti, riguarda tutti. Certo. Siamo tutti nella stessa barca. Fare questi ragionamenti distinguendo queste appartenenze è ridicolo. Perché? Perché la linea che noi dobbiamo seguire è una linea di condivisione e di difesa del dono che ci hanno dato i nostri padri. L'etimo della parola comunità è proprio questo: condividere i doni, il munus, il dono che ci hanno fatto i nostri padri. E quindi questa condivisione è un elemento positivo fortissimo, e noi lo dobbiamo mettere in essere
e affrontare con gioia e determinazione. Tu prima mi hai ricordato che qui ho fatto una testimonianza della telefonata di Papa Francesco, va bene? Allora, prima di andare via, vi farò un'altra testimonianza, perché è fresca, quindi però prima finiamo il dibattito. Grazie. Nella vita, nell'esperienza di entrambi, la vicinanza ai più deboli, alle persone in difficoltà, penso all'esperienza in Chad di Padre Gael, penso all'esperienza legata alle comunità dei contadini, delle popolazioni amazzoniche. Da sempre nel vostro percorso questa esperienza vi ha permesso di guardare e di desiderare anche un'evoluzione che fosse diversa da quella che avete vissuto. Nell'ascoltarvi emerge chiaramente la forza dell'idea di una comunità che metta al centro il tema dei beni comuni. E su questo punto riprendo proprio quell'articolo del 4 di aprile dell'anno scorso, in cui Padre Gael diceva che l'economista americana Elinor Ostrom definisce i beni comuni come un terzo spazio tra il mercato e lo Stato, e che proprio questi beni comuni ci permettono di resistere, di essere più resilienti agli shock, come è accaduto nella pandemia. Noi come Slow Food ci stiamo avvicinando a CIS, l'anno prossimo sarà un anno importantissimo perché ci sarà Terra Madre. E come riuscire a valorizzare le esperienze di ciascuno? Qui stasera ci sono gli studenti di un liceo, ci sono dei giovani di Slow Food, ci sono tanti che ci stanno ascoltando. L'esperienza personale collocata dentro uno sguardo politico, tenendo presente questi pilastri. Cosa ci potete suggerire? Merci pour la question, grazie per la domanda. Et, effectivement, j'ai travaillé au Tchad, en Afrique, pendant 2 ans, et j'ai travaillé dans une prison pour essayer de sauver les femmes de la prison qui n'étaient pas séparées des hommes et qui étaient violées par les hommes toutes les nuits. Et puis, j'ai travaillé avec les enfants de la rue, les bambini della strada, et j'ai créé un centre d'accueil pour eux. Et je peux dire que ces enfants m'ont évangélisé une 2e fois dans ma vie. Ils m'ont montré ce que vient de dire Carlo, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être riche pour être joyeux, et que la joie est le don le plus important qu'on puisse recevoir. Et je ne peux pas fabriquer ma joie, je la reçois des autres. Et donc je l'ai reçue de ces bambini. Et eux m'ont montré comment on pouvait vivre ça, même quand on est dans un état de très grande pauvreté. Quelques années après, on m'a proposé un poste de trader à New York, parce que je faisais des mathématiques pour les marchés financiers. Et j'ai fait une pause pendant la discussion. C'était à Manhattan, et je suis allé prendre un café dans la grande tour où j'étais, et puis j'ai regardé Manhattan. Bon, et je me suis dit, mais est-ce que je veux vivre cette vie de pazzo, de trader à New York? Et en fait, j'ai pensé aux enfants de la rue du Tchad, et je me suis dit, quand je serai au ciel avec eux, si je mène cette vie de trader à New York, je n'aurai rien à leur dire. Et moi, je veux pouvoir au ciel rire avec les enfants de la rue, et donc il faut que je mène une vie décente. Et c'est ça qui m'a convaincu de dire non. Et je peux vous dire, quand vous avez 30 ans et qu'on vous propose un poste de trader à New York, il faut trouver des raisons fortes pour dire non, vous voyez. Et la raison forte pour moi, c'était l'expérience des enfants de la rue au Tchad. Et puis, 3e élément que je peux donner comme élément personnel, d'expérience personnelle, c'est, depuis quelques années, je suis engagé dans une espèce de, on pourrait dire, de bagarre, de lutte politique, forcément, à la fois avec le système bancaire européen, avec un certain nombre de financiers, y compris des financiers chrétiens, et avec certains politiques très corrompus, qu'on a en France aussi. Voilà. Et c'est vrai que c'est un combat qui est difficile et qui est spirituellement très, très desséchant. Le seul moyen de survivre dans ce combat, c'est de rester connecté d'une manière ou d'une autre avec les plus pauvres. Sinon, moi en tout cas, mais je suis sûr que tout le monde, on explose. On finit par ressembler aux personnes avec qui on est en discussion. On finit par se croire le chef des armées du combat spirituel. Or, le chef des armées, c'est Dieu, c'est pas nous. Donc il faut consentir à donner toute son énergie, toute sa créativité dans le combat, quel que soit le lieu où l'on est, tout en restant
toujours détaché, libre et indifférent par rapport au combat. Le seul moyen de vivre ça, et donc aujourd'hui je travaille à Washington, à l'université de Georgetown, et je vais arrêter. Et le seul moyen que j'ai de ne pas, je sais pas quoi, vous voyez, exploser en vol, c'est de travailler dans un centre d'accueil pour des sans-abri qui est tenu par les jésuites à Washington. J'y vais une fois par semaine. C'est tout petit. C'est même pas utile pour les sans-abri, c'est utile pour moi. Parce que ça me permet de rester humain dans le combat. Quindi sì, effettivamente io ho lavorato per 2 anni in Chad, ho lavorato in una prigione e all'interno di questo contesto cercavo di salvare le donne che erano imprigionate assieme agli uomini e che erano vittime quotidianamente di violenze sessuali. Sempre in Chad ho creato un centro di accoglienza per bambini e posso dire che questi bambini hanno saputo evangelizzarmi una seconda volta. Questi bambini con la loro gioia mi hanno trasmesso la gioia e mi hanno fatto capire che la gioia è qualcosa che non viene da sé ma proviene dall'esterno. Poi alcuni anni fa ho ricevuto una proposta, la proposta di diventare un trader a New York e ci sono andato. E un giorno ero a Manhattan, feci una pausa, mi sono messo a guardare il panorama intorno a me e mi sono domandato se veramente volessi fare questa vita, diciamo da pazzo. E allora ho pensato ai bambini del Chad e ho pensato, quando mi ritroverò in paradiso assieme a loro potrò ancora ridere con loro. E ci ho pensato e ripensato e ho pensato che la risposta mi faceva rifiuto in carico e sinceramente ci vuole veramente una grande convinzione per rifiutare un posto da trader a New York. E ne vengo ora al terzo punto che arriva sempre dalla mia esperienza personale. Io è da anni che sono impegnato in una lotta politica, diciamo, una lotta contro il sistema bancario, una lotta contro la finanza e contro il sistema corrotto anche in Francia. E posso dirvi che è una lotta logorante, impegnativa, è una lotta dalla quale si può uscire soltanto se si rimane ancorati al contatto con le persone più povere. Altrimenti si finisce per diventare identici a coloro contro i quali stiamo lottando. Si finisce per credersi troppo importanti, troppo simili a Dio. È veramente l'unico modo per continuare a rimanere fedeli a questa lotta e riuscire a sopravvivere a questa lotta è l'amicizia con i più poveri. Adesso concludo, quindi vi dicevo che invece adesso io lavoro alla Georgetown University e l'unico modo che ho per sopravvivere in questo ambiente è quello di collaborare con un centro di accoglienza per senza tetto, un centro gestito dai gesuiti, presso il quale presto il mio servizio una volta alla settimana e che è un posto piccolino, forse in fin dei conti è più utile a me che ai senza tetto. J'ajoute juste un mot, s'il y a des Giovanni dans l'Église aujourd'hui, c'est que pour moi, la jeune génération est une source d'espérance incroyable. Donc je travaille beaucoup avec des étudiants du monde entier. Alors évidemment, beaucoup de Français, puisque je suis français, mais maintenant à Georgetown, il y a des étudiants vraiment du monde entier avec moi. Et ce que je vois, c'est que la jeune génération a compris qu'elle est une génération historique, c'est-à-dire elle doit réussir la transition, le début de la transition écologique dont a parlé Carlo, et elle a compris que c'est un changement extrêmement profond. Et elle porte la responsabilité d'une transformation de nos sociétés que l'humanité n'a jamais accomplie dans le passé, jamais, jamais. Et alors je vois des jeunes
qui sont quelquefois pris par l'excès de la responsabilité, alors ils s'effondrent dans la dépression. Et puis, il y a une résurrection, ils repartent ensemble, jamais tout seuls, toujours collectivement, en groupe. C'est pour ça que constituer des groupes de jeunes qui travaillent ensemble avec des moins jeunes, c'est très très important, et qui ont une espèce de force, d'énergie, de courage pour changer les choses qui est extraordinaire. Moi, c'est la seule raison pour laquelle je continue de faire ce travail. Sinon, honnêtement, je ferai autre chose, je pense. Mais voilà. Donc je rends hommage aux plus jeunes, je les encourage à continuer avec beaucoup de force à mener la mission qui est la leur, parce que leurs enfants ne parleront même pas d'eux, parce qu'ils auront d'autres problèmes à régler que de se demander pourquoi ils en sont arrivés là. Ecco, aggiungo un'ultima cosa, aggiungo una cosa per i giovani, che sono realmente una fonte di speranza. Come vi ho detto, lavoro alla Georgetown University, quindi lavoro con i giovani, e percepisco che oggigiorno i giovani capiscono, comprendono il loro ruolo storico in questa fase di cambiamento, se ne assumono la responsabilità, ne sono consapevoli. Alcuni forse presi da eccesso di responsabilità finiscono a volte per deprimersi, però poi si riprendono, solitamente in gruppo. Ecco, questa è un'altra cosa, lavorare in gruppo è importante, sostenersi a vicenda è una cosa fondamentale. Ecco, per cui anche per me i giovani sono veramente una fonte di speranza, sono l'elemento che mi fa andare avanti, e voglio appunto ringraziarli e rendere omaggio a loro e al loro lavoro per il futuro, anche per il futuro dei loro figli. Je voudrais aussi rapidement faire écho à ce qu'a dit Carlo à l'instant, pour dire je suis à 200% d'accord avec ce qui a été dit. Et on pourrait dire même le changement qui est devant nous, que nous devons opérer, c'est aussi un changement anthropologique sur lequel le Papa Francesco insiste beaucoup. Je crois qu'on pourrait dire d'une certaine manière, nous les Européens, donc les Occidentaux, nous héritons d'une espèce d'anthropologie dont le symbole c'est l'Uomo di Vitruvio de Leonardo da Vinci. Donc l'Uomo di Vitruvio, c'est un homme qui, vous savez, qui a les bras écartés, les jambes écartées, dans un carré avec un cercle. Et si vous réfléchissez une seconde, si c'est ça le symbole de l'humanité depuis la Renaissance, c'est un homme, c'est un mâle, les femmes sont absentes, c'est un homme blanc, il n'y a pas d'autres ethnies, la nature est absente, il est dans une solitude métaphysique totale, et il est armé de la géométrie pour dominer le monde. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'anziani, et il n'y a pas de malades. Donc c'est un fantasme de l'humanité qui est celui qui habite nos consciences depuis 4 siècles maintenant, et qui veut notamment que la nature soit une espèce d'objet inerte à la disposition de l'humanité. Cette anthropologie-là, primo, n'a rien à voir avec le christianisme, et ensuite c'est cette anthropologie-là qui nous tue, je pense, aujourd'hui. Et donc la transformation radicale qu'il faut faire, c'est passer de l'anthropologie de l'Uomo di Vitruvio à une anthropologie relationnelle, et on pourrait dire même une cosmologie relationnelle, dans laquelle ce qui importe le plus, c'est la relation. C'est-à-dire la relation que j'ai avec Carlo. C'est ça qui me fonde. C'est pas Carlo d'un côté et Gaël de l'autre, et puis la relation qui vient après. C'est la relation entre les deux qui fait naître Gaël, Carlo, etc. Et la relation avec la nature, évidemment. Et puis, s'il y avait des Africains ici, ils vous diraient aussi la relation avec les ancêtres, avec le passé et avec l'avenir. Quand on abîme ces relations-là, on abîme l'humanité. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire avec la crise écologique et la crise de la démocratie aujourd'hui, à mon avis. Et ce qu'il faut réinventer, c'est une nouvelle manière d'entrer en relation les uns avec les autres, avec la nature. Et je suis bien d'accord que la question de l'alimentation est centrale dans cette invention, dans cette nouvelle anthropologie qu'il faut mettre en œuvre. Io sono altrettanto convinto che fortunatamente oggi a livello mondiale abbiamo una generazione di giovani che, partendo dall'analisi della situazione e dall'evoluzione che, se non cambiamo atteggiamenti, loro dovranno subire rispetto al disastro annunciato,
Io sono convinto che questa generazione ha, come dire, un atteggiamento estremamente positivo. Faccio l'esempio con i movimenti, per esempio, del 68, che rivendicavano e volevano un forte cambiamento. Questa nuova generazione chiede a noi comportamenti concreti, però nello stesso tempo li mette in pratica in prima persona. Li vedo ad andare a pulire i fossi delle strade, a mettere in pratica su se stessi quelle che le buone pratiche che sono auspicabili. Quindi mi pare che siamo davanti a una generazione estremamente positiva. Io ho molta fiducia in questo. Per quello che riguarda la domanda, vi devo dire che per la mia esperienza la realtà di Terra Madre ha cambiato profondamente, non solo me personalmente, ma tutto il movimento Slow Food, tutto è cambiato. E anche l'approccio con il cibo è diventato veramente serio, olistico, grazie a Terra Madre. Perché oggi le nostre comunità in Africa hanno realizzato più di 10.000 orti in terra africana, e sono orti di villaggi, sono orti di scuole che danno da mangiare a 1.000-1.500 studenti. Ecco, io penso che quello che ha portato questa umanità nella rete di Terra Madre e quindi anche di Slow Food è stato proprio l'orgoglio di sentirsi parte di una comunità più ampia. Per quello che riguarda i giovani posso dire anche una cosa: dal 2004 ho la fortuna di vivere l'esperienza di una nuova università. Non ha la storia di questa, appena 18 anni, ma io sono molto fiero dei nostri studenti e studentesse che in ogni parte del mondo oggi sono soggetti attivi per il cambiamento. Penso che tutto questo è determinato anche dal fatto di venire coscienti del nostro lavoro, del nostro impegno. E allora mi piace qui ricordare un dibattito che 3 anni fa, forse 2 anni e mezzo, prima della pandemia, pochi mesi prima della pandemia, io ho sviluppato con 2 grandi amici. Uno purtroppo non c'è più, è mancato proprio per questa pandemia, ed era Luis Sepulveda, e il terzo ha partecipato al dibattito era José Mujica. Quindi noi 3 ci hanno chiamati all'Università di Milano su un dibattito per discutere che cos'è la felicità. Pensate, è stato un dibattito molto vivo, molto interessante. La cosa sulla quale noi tutti abbiamo convenuto, e io devo dire di questi 2 personaggi ero il meno significativo, perché loro hanno pagato di persona l'oppressione. Luis Sepúlveda, dopo l'abbattimento del presidente Allende in Cile, Mujica non parliamo, è stato veramente un eroe. Ebbene, però alla fine ci siamo trovati su questa concezione che ve la voglio trasmettere perché penso che è molto importante. Costruire e realizzare delle iniziative tendenti a migliorare la vita degli altri e di te stesso è l'essenza della felicità. L'essenza della felicità è essere soggetti attivi nel costruire
processi di cambiamento che possano portare più benessere, più giustizia, più convivialità. Ecco, questo è l'essenza della felicità. Io trovo che questo ragionamento è molto importante e lo voglio sottolineare anche rispetto a questo grande poeta che era Luis Sepúlveda, che è stato senza dubbio una delle personalità più belle che noi abbiamo avuto nel suo ricordo, però voglio dire che io ho capito, va bene, anche perché voi qui siete tutti felici, voi qui di questa organizzazione che organizza tutto questo, perché quello che state facendo è una cosa positiva per tutta la comunità di Bergamo. E quindi nel momento in cui voi vi impegnate, l'elenco che hai fatto prima di tutti quei nomi di persone che lavorano, è l'elenco di chi opera per il bene comune, e nel bene comune riesce a valorizzare i beni di relazione, perché è una cosa che non entrerà mai in nessun bilancio del mondo così come è oggi mette quanto valgono i beni di relazione, ma i beni di relazione sono più potenti del capitale in molte situazioni. In molte situazioni i beni relazionali sono più forti che l'argent, ecco, sono molto più forti. Allora io penso proprio che quello che voi avete realizzato qui è un principio di felicità, per questo ti vedo molto contento sempre. Grazie Carlo, grazie. Io peraltro ci avviamo verso la fine, volevo soltanto dire che pensate davvero alla bellezza di Montefedi, che ha avuto ospite 4 volte Carlin, ha avuto ospite Luis Sepúlveda, ha avuto ospite Mujica, cioè, quindi voglio dire siamo orgogliosi di aver portato a Bergamo uomini così. Mentre parlavano prima Gaele e Carlin, mi veniva in mente un passaggio della Bibbia, perché a un certo momento gli ebrei sono in esilio e temono questa enorme statua di Nabucodonosor, sono in deportazione dagli Assiri. L'enorme statua di Nabucodonosor, che spaventa il popolo ebraico in esilio, ha però un limite, ai piedi d'argilla. E io continuo a pensare, Carlo, Gael, che i piedi d'argilla siamo noi, e la nostra consapevolezza, e la nostra coscienza, la capacità di dire no, e la capacità di scegliere, la capacità appunto di avere sguardi di speranza. Cioè c'è una responsabilità che non sempre la politica sa intercettare, ma che è già politica di per sé, senza bisogno che poi i partiti ci arriveranno prima o poi. E allora però per parlare di politica significa anche parlare di un grande del nostro tempo che in nome del Vangelo sa fare politica, che è Papa Francesco. Allora voi entrambi l'avete incontrato e conosciuto. Mi piacerebbe, partendo da Gaele, poi chiudiamo con Carlin, cosa vi è rimasto di più marcato come ricordo dell'incontro con Papa Francesco? Gael gioca in casa perché è un gesuita, quindi... Tout d'abord, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Mais vous êtes jésuite ?» Je dis « Oui, oui ». Il m'a dit « Mais vraiment, ils sont partout, quoi. » Falla tradurre, che così... Sì, come prima cosa quando l'ho incontrato mi disse «Ma lei è gesuita?» Sì. «Oh, mamma mia, ma quindi sono proprio dappertutto». Peut-être il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est dans la discussion que j'ai eue avec lui, on est revenu sur l'article 123 de Laudato Si. Alors peut-être vous n'avez pas en tête l'article 123, mais c'est un article qui dit, dans l'encyclique, il y a la même logique qui est sous-jacente à la manière dont certains d'entre nous maltraitent les enfants, et là il pensait aux abus sexuels, à la manière dont certains d'entre nous maltraitent les anciens, et là c'est l'abandon des anciens, par exemple, dans certaines sociétés, y compris chez nous, et à la manière dont certains disent nous pouvons détruire l'écologie, la biodiversité, la planète, ça n'a pas d'importance, le marché pourvoira, le marché fera le travail. Alors le pape François dit c'est la même logique qui est sous-jacente à tout ceci.
Et dans la discussion qu'on a eue avec lui, que j'ai eue avec lui, il a ajouté, il y a un quatrième élément, qui est la manière dont les hommes maltraitent les femmes. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que finalement, c'est vrai, je pense, si nous ne sommes pas, nous les hommes, capables d'honorer les femmes dans notre société, nous ne serons pas non plus capables d'honorer nos enfants, ni d'honorer nos anciens, ni d'honorer la planète. Et donc là, il y a un défi qui est le même. Et aujourd'hui, par exemple, la question des relations hommes-femmes, me semble-t-il, y compris pour la jeune génération, est un vrai défi, parce que pour la première fois dans notre histoire en Occident, les femmes, en moyenne, maintenant, sont plus diplômées que les hommes. Ça n'a jamais été le cas précédemment. Et donc, elles sont en train petit à petit de prendre le pouvoir, et c'est normal, parce qu'elles sont plus diplômées. Mais il y a un certain nombre d'hommes qui comprennent un tout petit peu ce qui se passe, mais confusément, qui sont dans une résistance terrible, y compris dans notre Église. Y compris dans notre Église. Et donc là, il y a un enjeu, et je crois que ça fait partie aussi de la complexité du défi, c'est-à-dire nous ne résoudrons pas la crise écologique sans résoudre aussi la crise de la relation homme-femme qui est en train de monter en ce moment en Occident. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner, puis il y en a un deuxième. Mi hanno colpito soprattutto due cose di questo incontro con Papa Francesco. La prima è il fatto che assieme abbiamo ripreso l'articolo 123 del Laudato Si, quando si parla del trattamento dei bambini, e in questo caso lui faceva allusione appunto alle violenze sessuali contro i minori, quando si parla del trattamento degli anziani, e qua faceva riferimento agli anziani abbandonati, e il modo in cui si distrugge il pianeta. Ecco, tutti questi elementi sono accomunati dalla stessa logica. Ma anche un altro punto si aggiunge, per esempio il modo in cui gli uomini trattano le donne, cioè il modo in cui alcuni uomini maltrattano, non rispettano le donne. Se l'uomo non è capace di rispettare la donna, allora non sarà capace nemmeno di rispettare i bambini, di onorare gli anziani, di rispettare il pianeta. Questo è un problema molto attuale, questo discorso è proprio una sfida alla quale stiamo assistendo al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi le donne studiano sempre di più, ci sono più donne laureate e quindi piano piano, come è logico che sia, stanno prendendo più potere. Però esistono ancora alcuni uomini che si oppongono a questo. Quindi anche questa fa parte della sfida del cambiamento, e se non risolviamo questo problema, che è collegato anche agli altri, non risolveremo neanche il problema ambientale. Et le deuxième point, c'est lorsque j'ai rencontré le pape François, j'ai été accompagné avec un cardinal français qui est quelqu'un de très important dans l'Église de France, mais qui malheureusement fait partie de, on pourrait dire, la résistance d'une partie de notre Église au pape François. Vous savez qu'il y a une partie de notre Église qui résiste à ce que le pape François essaie de faire. Et en France, je connais des évêques qui disent à leurs amis laïcs, n'écoutez pas ce que dit le pape François, vous savez, c'est juste un petit jésuite. Hein, voyez. Voilà. Et dans la discussion, on voyait Francesco, le pape, qui tournait son visage tantôt vers le cardinal, et puis tantôt vers moi et quelques amis qui étaient avec nous. Et alors, quand il regardait le cardinal, il avait un visage extrêmement dur. Vraiment, ça m'a frappé. Le visage de quelqu'un qui se bat, qui est dans un combat extrêmement difficile. Et puis, quand il tournait son visage vers nous, il y avait quelque chose de très, très tendre, très rayonnant, qui respirait vraiment un amour très fort. Donc, j'ai été très impressionné par le fait que le pape François vit aujourd'hui les deux. Il essaie de vivre la tendresse qu'il nous a montrée dans son visage, à l'intérieur d'un combat extrêmement dur, y compris à l'intérieur de l'Église. Secondo punto che volevo condividere con voi è che durante questo incontro con il Papa ero accompagnato da un cardinale francese, un cardinale che è molto importante, molto noto in Francia, che però fa parte della cosiddetta resistenza al Papa Francesco. Sì, in Francia
conosco personalmente dei vescovi che quando parlano ai loro devoti dicono chiaramente: non ascoltate il Papa Francesco che è solo un povero gesuita. Quindi ecco, per tornare invece a questo incontro, durante questo incontro col Papa, durante il quale appunto ero accompagnato da questo cardinale, il Papa ogni tanto rivolgeva il suo sguardo verso di me, ogni tanto verso di lui, e il suo sguardo cambiava completamente. Quando il suo sguardo poggiava verso di lui, verso il cardinale, era uno sguardo che diventava molto severo, mentre quando guardava me era uno sguardo molto dolce. Ecco, questo mi ha colpito e rappresenta un po' questa lotta molto difficile che il Papa sta combattendo, che lo obbliga a un'estrema dolcezza e gentilezza in alcuni casi e a una grande severità in altri. Ma la puntata precedente l'hai raccontata tu, va bene? Quindi io racconto le puntate successive, perché dopo quell'incontro telefonico e la lettera, poi qui siamo nel 2013, poi questi 7-8 anni, è maturata una frequentazione e un'amicizia profonda. Per sintetizzarla, direi che 2 sono i momenti più importanti per me. Il primo è stato la fondazione delle comunità Laudato Si, che assieme al vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, abbiamo costruito e fortunatamente stanno crescendo. Hanno dei ritmi slow, lenti, ma adesso veramente è una soddisfazione. Domani sera sono a Modena, dove fondiamo una comunità Laudato Si, e si stanno sviluppando queste comunità che operano per sviluppare coscienza ambientale, partendo da questo straordinario documento, perché io sono convinto che questo documento è uno dei più grandi documenti politici, di riflessione politica a livello planetario dell'ultimo secolo. Non c'è dubbio che siamo davanti a un'intuizione straordinaria, che è quella dell'ecologia integrale, e che ci porta a riflettere in maniera profonda sui cambiamenti che sono necessari. Mi piace anche che il documento successivo fa riferimento a quella fraternità che è la condizione per realizzare il cambiamento. C'è già nella Laudato Si una riflessione sul valore del dialogo, ma il dialogo, e questo con la fraternità può essere implementato, può raggiungere una forza. Quindi bisogna leggere anche quest'ultima enciclica, perché è strettamente connessa. Quindi questo è stato un momento importante, e grazie a questo gli incontri si sono succeduti, anche con alcuni elementi di umana simpatia per la nostra comune origine piemontese. E quindi ci sono anche degli elementi e dei ricordi importanti. Il secondo invece, che per me è stato molto importante e che vi consegno qui, è in uno di questi ultimi incontri, io poi dopo ho portato su questo libro Terra Futura i dialoghi che ho avuto con lui, ma in uno di questi dialoghi, il secondo, mi diceva: lascia qui il tuo indirizzo. Dico, nessun problema, perché devi venire al sinodo panamazzonico. Io dico, ma guardi, scusi, ma sinodo è l'assemblea dei vescovi? Sì, importantissimo, tutti i vescovi che da 9 paesi
hanno le loro diocesi coinvolte nel grande mondo amazzonico. Io dico, ma scusi, ma lei sa che io sono agnostico? E lui mi dice, sì, lo so, però tu sei un agnostico pio. E dico, pio in che senso? Sì, perché tu provi pietas per la natura. Allora dico, mi piace, agnostico pio così, mi piace. Morale, sono andato a questo sinodo, così come vi ho comunicato la telefonata, adesso vi comunico la gioia e anche quanto è stato importante per me partecipare a questa riunione straordinaria. Ho visto veramente che cos'è la Chiesa di frontiera, questi vescovi impegnati per difendere le loro comunità, per difendere gli indigeni, per difendere gli ambienti naturali, contro la violenza di un capitalismo predatorio che è impressionante. E poi ho visto anche la partecipazione degli indigeni, partecipavano al sinodo. La prima cosa impressionante è l'incontro di apertura del sinodo. Ci troviamo in San Pietro e di lì si parte per una processione che arriverà fino ai luoghi del sinodo. E ho detto, guardate, io la processione ne ho già fatte tante, vengo direttamente là. No, vieni a vedere. Meno male che sono andato, perché la cosa impressionante è che questi indigeni e queste indigene ballavano, suonavano e poi prendevano sti cardinali per mano e li facevano saltare. La scena era da vedere. Morale, nessuna processione, ballando siamo andati al sinodo. Ma quello che mi ha lasciato impressionato è stata l'organizzazione e i contenuti. L'organizzazione, ogni intervento durava 4 minuti. Dopo 4 minuti, 4 minuti di silenzio. Cioè si cercava di raccogliere quello che era venuto fuori. Le tematiche fortemente collegate alla questione ambientale, va bene, ma anche rispetto all'organizzazione ecclesiale. Perché? Perché in queste diocesi è intervenuto un vescovo che ha detto, io ho una diocesi che è grande come il nord Italia, la sua diocesi. E dice, io vado una volta ogni 4 anni in alcune parrocchie, e quei 4 anni lì, la comunione, e tutti i gruppi evangelici invece stanno sfornando pastori che entrano in queste comunità. Quindi l'esigenza di consacrare i capi villaggio redenti per avere i sacramenti, era un'esigenza vera. E Papa Francesco ha lasciato esprimere tutte queste cose qui, che poi sono state messe ai voti, va bene? Su 280, 237 hanno votato a favore. E chi era lì presente a fare un po' di ostruzionismo, molti erano curiali, di curia, va bene, proprio questi qui di curia. Comunque 287. Dopodiché si aspettava che il Papa promulgasse quello. E alla fine lui ha parlato di questo sinodo, ma dice tutte le cose che sono venute dal sinodo verranno applicate poi nelle singole realtà. Perché? Perché se lui lì avesse parlato del celibato e quindi di dare la consacrazione ai capi villaggio, tutte le tematiche di distruzione dell'Amazzonia, delle violenze sugli indigeni, tutto andava in cavalleria e si parlava solo più del celibato dei preti, mentre invece questa scelta che è stata messa ai voti verrà applicata direttamente dalle chiese locali. Questo è, non so, voi gesuiti avete una marcia in più in queste cose qui, è stato velocissimo.
E quindi per me è stata un'esperienza importantissima. L'altra questione che è molto importante in questa assise, che io ho avuto il piacere di partecipare e anche di intervenire, è stato il ruolo delle donne. C'erano religiose e indigene, va bene? Si erano messe d'accordo. Ogni intervento finiva con una sollecitazione: Santo Padre, è ora. Santo Padre, è ora. Perché, tra l'altro, ci è ritornato ieri Papa Francesco sulla questione delle donne, ma la Chiesa ha uno di quei problemi enormi, va bene, rispetto al ruolo delle donne. Questo non è risolto. Molto probabilmente non lo risolverà neanche Papa Francesco per via di tensioni interne. Io non voglio entrare nel merito, ma è un problema enorme. E in quel sinodo a un certo punto una indigena, che era una dottoressa in antropologia, anche qui la nostra mentalità, appena dici indigena diceva era indigena ma era un'antropologa, ecco. Interviene e fa: Santo Padre, è stata un'esperienza straordinaria questo sinodo. Voi ci date la speranza anche perché si discute della cultura indigena. Ci avete riconosciuto non solo, questo è un passaggio fortissimo, non solo la nostra cultura ma anche la nostra spiritualità ancestrale. Questo è un passaggio straordinario, la nostra spiritualità ancestrale. Abbiamo a cuore le nostre foreste, abbiamo a cuore il nostro fiume, però, Santo Padre, c'è un problema grande nella Chiesa rispetto alla donna e questo problema bisogna affrontarlo. Tra l'altro il giorno prima solo uno, ma coraggiosissimo, sono andato a salutarlo, un vescovo, ha fatto l'intervento e dice: Santo Padre, è ora che cominciamo a studiare teologicamente il problema della consacrazione femminile. Dopo non ho più parlato nessuno, ma però almeno che lo dica un vescovo è interessante, no? Va bene, questa indigena conclude l'intervento e dice: importante quello che ci riconoscete, la spiritualità, la cultura, le foreste, i fiumi, però voglio ricordarvi che tutti noi qui dentro, quindi vescovi, papa, tutti, quando veniamo al mondo non vediamo nessun fiume. La prima cosa che vediamo quando veniamo al mondo è la vagina di una donna, no? Torna su il mio vescovo amico Pompili e mi fa: a Carlì, come possiamo dargli torto? Voglio dire che questo in questo momento è uno degli elementi grossissimi, va bene? Ma quanto insiste lui sulla sinodalità e ci insiste ripetutamente rispetto a una Chiesa, quella cattolica, che invece è molto sorda, perché 5 anni che gli dice di fare sto sinodo non l'hanno ancora fatto, adesso sono in cammino io quando questi cammini diventano lunghi si può anche perdere la strada. Io voglio dire, la sinodalità, che è il modo concreto per cui si realizza anche il taglio della testa, perché la sinodalità è partecipazione, ecco. È un passaggio che io, per quello che ho visto, per me è molto importante, è bello da vedere, ecco. Detto questo, non so se è merito suo o merito, io partecipo più a dibattiti con il mondo cattolico che non più con i compagni. La domanda è: chi è che ha perso la strada e chi sta cercando la nuova? A voi la risposta. Grazie di cuore. Permettete un grazie particolare agli studenti del Mascheroni che sono qua stasera, alla professoressa De Petroni che li ha accompagnati. Grazie a voi. Io ricordo che domani sera avremo online
l'intervento, il dialogo del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con Nando Pagnoncelli, mentre venerdì, per chi ha i biglietti, c'è la Lectio Magistralis di Alessandro D'Avegna al Teatro Donizetti. Settimana prossima abbiamo 2 appuntamenti, tutti in streaming, uno con Gilles Kepel, che è martedì, che è il più grande arabista, certamente uno che aiuta a interpretare ciò che sta avvenendo nel Medio Oriente e nel Mediterraneo come pochi, quindi è martedì sera, se potete non perdetelo, e mercoledì avremo invece Leonardo Boff, con cui parleremo della cura della madre terra, quindi seguite il sito, stasera abbiamo iniziato nel migliore dei modi, io ringrazio l'università per aver messo a disposizione questo posto magnifico, ringrazio la nostra interprete, Slow Food, quindi Raul davvero grazie a padre Gael Giraud, chi è interessato al libro lo trova all'uscita e grazie di cuore a Carlo Petrini e alla prossima. Ciao Martino. Alle 9 puntuale. Ecco qua. Oh, no, senti, mi puoi fare un favore? Se puoi dare questo a Leonardo, perché io l'ho conosciuto e allora voglio dargli...